Eccolo qui. Eccolo qui. Giuseppe. Ciao. Il nostro Don Salvo. Buonasera. Accomodatevi, maestro. Eccoci qua. Ci accomodiamo, mi accomodo anche io per questa puntata numero 20. Tanti amici, non potevate mancare nel mio salotto. La verità io Microfono alla bocca. ci ho pensato molte volte di venire. Non so quanta puntata hai fatto. Questa è la 20ª. Vedi, io ho mancato 20 giorni, 20 volte ho mancato allora. Comunque sono venuto da Roma apposta qui per vederti a te e la tua televisione bellissima. Lo staff è grandioso, tutte persone belle. E vedrà che fa fortuna questa televisione perché va a Napoli e oltre a Napoli pure, per cui vedo cose belle, siete belle persone. Grazie. Voi avete fatto, diciamolo, siete Don Salvo. Onore e rispetto. Onore e rispetto. E quando siamo sotto la protezione di Don Salvo, alziamo le mani. Giovanotte. Di Barbarossa. Comunque sì, sono attore, ho fatto onore e rispetto, 6 puntate, ma più che altro è per una soddisfazione personale. Sto seguendo un altro film con Ceccherini, ho fatto Meridione Mon Amour, Il Giostraio, ho fatto 6 film importanti e poi, sai, tu lo sai Giuseppe, io sono, prima di essere attore, sono stato anche un pittore. Certo, come no. Lo so, io custodisco a casa mia una grande opera del maestro Giuseppe Cascini. Ti ringrazio, ma io sono anche il pittore di Padre Pio. Lo so. E lui da lassù, lui ci guarda e ci benedice anche questa Ma televisione. diciamo che voi avete anche fatto i ritratti e questo lo dico perché io mi vanto di essere vostro amico, già siete stati in oggi all'artista. Vostro amico da anni e anni. Sì, è vero. È vero? Abbiamo cresciuto insieme in questi pochi anni, È vero. tu come giornalista e come Grazie. conduttore, una grande e splendida persona, per cui perciò sto qua, Grazie. perché sono una splendida persona. Sì, ho dipinto anche a Padre Pio la mamma e il papà, unici a colori, sono l'unico che l'ho fatto. E si trovano al museo di Pietrelcina. Quella volta che andate a vedere, a trovare questo santo Padre Pio, potete andare a visitare i miei dipinti donati al museo di Padre Pio di Pietrelcina. E in questo caso qua io sono da Padre Marciane, un bacio, quello che sta nella congrega di Pietrelcina, il capo guardiano e tutti che comandano tutte Pietrelcina. Giuseppe Cascella, voi siete stato un artista che avete fatto ritratti a tutti gli artisti. Sì, io sono anche pittore di VIP ufficiale italiano, Film World Festival, c'è Carlo Fumo che io sto con la sua scuderia anche a New York, ho dipinto tutti i grandi big di New York. E ditemi un'altra cosa, quando siete stati a New York, quanti giorni quando avete fatto l'onore e il rispetto? A New York sono stato giusto un mese. Un mese. Un mese, sì. Poi Roma anche 20 giorni a Roma, più a New York poi. Sì. Un po' di paura anche con l'aereo, sai, con questi giorni qua, con questi mesi un po' preoccupanti. Beh, Saddam Hussein. La cosa bella, devi dire che io vedo l'onore e il rispetto, faccio così, proprio questo gesto qui. Io sapevo della partecipazione del maestro Cascella in onore e rispetto, però sai, una cosa sta per la partecipazione, un conto è vedere. Un conto che adesso stiamo qui Ma e vederlo, perché sapevo che lì si gira anche a New York, no? Saltai proprio dalla poltrona, dissi Maron Cascella, cioè questa fu la mia espressione, Maron Cascella, che no, e questo un motivo di Non sei primo perché? veramente di soddisfazione, che a me fa piacere che gli amici Grazie, crescono, grazie. che gli amici vanno sempre avanti nel migliore. Ma sai la verità, io non sapevo neanche di essere attore, figurati. Feci un provino, Siete nato pittore. io sono nato pittore. Poi dice faccio un provino, no, questo va bene per il siciliano. Dice ma tu sai parlare di siciliano? Del provino, dice sì, io parlo quasi le lingue intellettuali, mi fa sentire qualche cosa, mi mise qualcosa davanti che era in italiano, io lo leggo. Nonna Cammela, vuole vai, fa la botta quando ti appena bottana. Va bene, prendiamolo, va benissimo per la scelta. Complimenti. Io devo dirvi una cosa, a me è un onore e un piacere avervi qua.
perché io ci tengo per gli amici, ci tengo per Grazie. la professionalità, Grazie. ci tengo per le belle persone. Infatti mi avete fatto festeggiare un bel carnevale. Ecco, io veramente dovevo andare a festeggiare anche a casa con i miei nipoti in carnevale, però sono stato qua, sono stato felice, lo dico, sono felice, vado a casa, saranno ancora in giro per aspettarmi per la festa, perché vengo da Roma, adesso mi aspetteranno a casa. Comunque sono felice io per te, perché ti ho incontrato dopo tanto tempo, ci ritroviamo, abbiamo fatto passare avanti a giganti, andiamo sempre nel meglio, tu andrai sempre a migliorare perché so che Mi come ci- ricordo come ci conosci. una vostra cosa a Mascangioino di Napoli. Sì, Voi mi avete preso e mi avete detto, Aglio, vai avanti che tu diventi un grande. è vero, è vero, è vero. E aspettarmi che voi stavate veramente a Roma, perché chi ci vede dice, ma come che... Stamattina mi ha chiamato dalla macchina, stava venendo veramente da Roma per venire a prima di È vero, io ho messo anche il link. ha messo anche il link, è tutto verità. È vero, E abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere qui con noi Giuseppe Cascella. Grazie a tutti, un bacio a tutti quanti che si seguono. Viva Napoli, Viva Giuseppe Cascella e viva i nostri amici. viva amici, viva Nappi, Giuseppe, non dimenticatelo, Giuseppe Nappi, giornalista. Grazie. Un bacio in diretta televisiva. Grazie. Grazie mille e lo dico in diretta televisiva. Spero di rivedervi di nuovo quando volete, il mio salotto è casa vostra. Grazie, ci sarò sicuramente. Ci vengono qui, come vedete vengono ad esporre quello che è la loro arte, la loro professionalità. Bella esperienza anche, ci voleva una televisione a Napoli, solo per questi piccoli salotti bellissimi, per rispondere ai loro lavori, le loro emozioni, la musica. Va. La musica e tutto quello che riguarda l'arte, è giusto pure che sia Giuseppe Nappi a farlo. Grazie. Viva Napoli, viva Giuseppe. Ciao Grazie, Giuseppe. grazie. Giuseppe Cascella, Ciao a tutti. grazie. Grazie. Ho capito un po', hai visto? addirittura onore e rispetto. State accorti, mi piace. Mamma mia, come tu puoi.